Noi rispetteremo chiunque sarà il presidente, ma che lo decidano, perché è troppo imbarazzante questa situazione. Si metta fine al braccio di ferro tra Lega e Fratelli d'Italia. Mancano 2 mesi esatti al voto e la situazione inizia a farsi imbarazzante. Parola di Forza Italia che al ring, per bocca di Gianluca Forcolin, chiede agli alleati di accordarsi su un nome per la corsa alla presidenza della regione. Un leghista? Non necessariamente, dice Forcolin, che si schiera col coordinatore regionale dei meloniani, Luca De Carlo, quando gli viene chiesto di commentare la frase pronunciata da Luca Zaia a Pontida: se il candidato non sarà un leghista sarà un problema. Secondo me è un'uscita che ha fatto Zaia per prendere il titolo dei giornali, perché è azzardata comunque come battuta. È un problema perché legittimamente Fratelli d'Italia chiede di dire possiamo esprimere anche noi il nostro candidato. Forza Italia lo ha fatto ancora un anno fa, quando si era detto che il centrodestra sarebbe andato unito, che poi piaccia o non piaccia, sia gradito o non gradito, Forza Italia ha messo Flavio Tosi come candidato presidente. Oggi stiamo assistendo da mesi a questa bagarre tocca a me, tocca a te fra la Lega e Fratelli d'Italia. Noi diciamo qualunque sia il candidato presidente, qualunque sia Stefani, De Carlo, scegliete quale va meglio per tutti e cominciamo a parlare, come è stato detto prima, di qualcosa di più importante, cosa i veneti chiedono sia messo all'ordine del giorno come agenda di governo per il prossimo mandato dei prossimi 5-10 anni. Di fine ingloriosa dei 15 anni di governo di centrodestra parla la Dem Vanessa Camani, non solo per il dibattito a cui si assiste, finalizzato solamente a spartirsi le poltrone, dice, ma anche perché la futura amministrazione, votando a novembre, dovrà operare per almeno 4 mesi in esercizio provvisorio. Non basta. In questo momento il bilancio della Regione del Veneto, che ci lascia in eredità il presidente Zaia, prevede circa 40 milioni di spesa libera, di risorse per spese discrezionali. Ma dove andiamo con 40 milioni? Non siamo in grado di aumentare le risorse per la sanità, di aumentare le risorse per le scuole dell'infanzia, neppure di pagare le borse di studio, figuriamoci dei salari e delle attività produttive. Quindi in realtà Zaia, ed è questo e chiudo, arriva a una fine ingloriosa perché lascia macerie attorno a sé, soltanto perché si è voluto incaponire che dopo di lui devono morire tutti i filistei.